Nuova mozione di sfiducia a carico del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. A presentarla sono stati i consiglieri Dario Puccio e Salvatore Bartolotta, che hanno già depositato l'atto all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Una decisione, dicono i consiglieri, che arriva a seguito di una sofferta ed articolata riflessione politico-amministrativa. È stato doveroso da parte nostra dire basta ad una gestione amministrativa fallimentare dell'attuale giunta di governo. La mozione di sfiducia è stata presentata, scrivono, nell'interesse generale della collettività empedoclina e quindi vuole da un lato porre fine a questa disastrosa esperienza amministrativa, dall'altro essere da stimolo verso le forze locali che per troppo tempo sono state in silenzio. Servono 7 firme per poter trattare e votare il punto in aula a Mormino. E da quanto finora trapelato, vi sarebbe la concreta possibilità che questo accada. Si tratta della seconda mozione di sfiducia finora depositata, la prima portava data novembre 2018 e la firma del consigliere Gero Sanfilippo. In quel caso erano state le forze politiche e rappresentanti dei movimenti presenti in Consiglio Comunale a sollecitare i consiglieri eletti nei loro schieramenti a staccare la spina all'amministrazione Carmina. Una richiesta partita dall'alto che non ha trovato però terreno fertile. Questa nuova mozione arriva giusto pochi giorni dopo l'apertura di un nuovo dialogo tra amministratori e consiglieri di opposizione che hanno la maggioranza dei voti in Consiglio Comunale, che a quanto pare, più che portare acqua al mulino di Carmina, hanno spinto in direzione opposta.